ci si fosse tolti un peso dalle spalle avendo ceduto la sovranità all'Europa o alla Banca Centrale Europea. Cioè quasi ci fosse una deresponsabilizzazione della politica in Italia perché ci ha fatto comodo negli ultimi anni cedere pezzi di sovranità potendo dire ce lo chiede l'Europa, ce lo impone la BCE, ce lo chiede la Merkel. Cioè quasi come se la politica in Italia, una parte della politica avesse deciso di trovare una via comoda per non dover decidere e indicare una strada, perché altrimenti ci sono decine di paesi che hanno banche centrali piccolissime, economie scarse, non hanno produzione industriale, non sono forti in nessun settore e vivono. Hanno cittadini che negli ultimi anni non hanno subito la perdita di ricchezza, l'incremento di disoccupazione, l'aumento di debito pubblico che ha subito questo paese. Per cui bisognerebbe anche mettersi di fronte al fatto, lascia perdere uscita dall'euro, mettiamolo da parte. Quello che è successo negli ultimi anni in questo paese è normale? Cioè quello che le politiche europee hanno fatto, due paesi, ne prendo due, da una parte la Germania, dall'altra l'Italia, è accettabile per uno di questi due paesi? Allora no. Ma se la risposta è no e tu mi dici non pensate che vi lasciano uscire dall'euro, non pensate che... Se tu mi dici la gabbia è questa e da questa gabbia non si può uscire e tu stesso la consideri una gabbia, allora cosa dobbiamo fare? Prepararci lentamente a una morte? Io non penso sia così, dico solo una cosa, e non penso che non si possa discutere con l'Europa. Cioè noi saremmo pazzi se pensassimo da paese da solo di dire usciamo dall'euro. Certo che va concordato con la stessa scientificità e lo stesso accordo con cui si è fatto l'ingresso nell'euro. Ma io ritengo che, come alcuni paesi non sono entrati, la volontà di uscita di un paese, poi ha ragione lui, ma quando lui dice che la Germania avrebbe paura della nostra svalutazione, allora si mettano d'accordo. O la benzina costa 7 volte o la nostra svalutazione farebbe paura agli altri, perché non è che posso averli tutti e due e contrastarli tutti e due, perché probabilmente sarebbe così anche, ma questo vorrebbe dire che nessuno avrebbe l'interesse a che la nostra nuova moneta fosse troppo debole. E questo dovrebbe andare contro tutti i ragionamenti pro euro che ho sentito fino adesso, per cui probabilmente la verità sta nel mezzo, ma legittimiamo il discorso di una possibilità, perché altrimenti stando dentro io non vedo che possibilità di futuro diamo al nostro Paese. Grazie. Ugo Boghetto, una chiusura davvero veloce. Sì, velocissimo. Io credo che in questo dibattito manchi un punto in Italia, e si vede anche stasera, che non abbiamo la coscienza che noi siamo una colonia della Germania e degli Stati Uniti. Se noi le battaglie di progresso sono sempre state contro le decolonizzazioni per conquistare l'indipendenza, oggi siamo in questa condizione. Finché non capiamo questo, io penso che la stragrande maggioranza del popolo italiano accetterà quello che passa il convento. Seconda questione. C'è un equivoco nella nostra discussione, in giro, che molti pensano che l'uscita dall'euro sia la soluzione. No, per me l'uscita dall'euro è la condizione per fare delle cose diverse. E qui rispondo brevemente a Alemanno. Per uscire dall'euro tutti i voti sono uguali, non c'è dubbio, quindi si sommano tutti, più sono e meglio è. Tuttavia, nel momento in cui fossimo usciti o usciremo dall'euro, allora dovremmo scegliere che cosa fare. E ci sono molte strade diverse. Per quello dico uscita a sinistra o uscita a destra. Perché uscita da destra cosa vuol dire? Adesso Salvini dice uscita ma è un problema elettorale. La Le Pen dice ai sindaci date da mangiare la carne di maiale ai bambini musulmani. Non mi sembra una grande uscita. Se noi facessimo un'uscita di questo tipo non salterei qui non sarei qui sulla sedia. Se alla fine non si sta dentro la Costituzione, per me è una difficoltà, è un'uscita sbagliata dall'euro. Dopodiché condivido il fatto comunque di uscire dall'euro. Finisco. Siamo favorevoli alla nazionalizzazione del sistema bancario quando usciamo? Siamo favorevoli
nazionalizzare i settori più importanti di questo Paese? Siamo favorevoli a fare delle nuove politiche industriali? Siamo favorevoli a introdurre la scala mobile perché ci sarà l'inflazione? Su queste cose dobbiamo discutere dopo, questi saranno i problemi, altrimenti la gente, se usciremo dall'euro e la situazione sarà anche peggiore, ci rincorrerà coi forconi. Allora il problema è che io preferisco il forcone averlo davanti piuttosto che averlo di dietro. Ma ce l'avete con Fratelli d'Italia qua? Oh, allora, dunque, io provo un attimo a tentare la sfida alla concretezza, anche se è ovvio che la premessa poi è la testimonianza, lo spiegare, il convincere. Allora, noi abbiamo di fronte a noi un muro, no? L'anno prossimo comincia il Fiscal Compact e io la mia impressione è che quando Matteo Renzi è andato a Berlino non sapesse neanche esattamente il Fiscal Compact, perché lui è andato fresco a dire rispetteremo Maastricht e gli hanno detto guarda che c'è un piccolo altro particolare che si chiama Fiscal Compact, però è un muro che sta là davanti. E secondo me questo muro non è valicabile dall'attuale governo e dall'attuale assetto parlamentare italiano. Quindi io immagino che ci siano due momenti di fronte a noi. Il primo è quello del Parlamento europeo, il secondo è inevitabilmente, può essere a ottobre-novembre o può essere a marzo, delle elezioni anticipate. Perché Renzi può promettere quello che gli pare, immagina tutte le riforme, magari anche riforme che si possono e si debbono fare, ma se manca la precondizione, su questo sono d'accordo con Boghetta, di una ripresa di sovranità, sostanzialmente tutte queste cose o non servono a nulla o addirittura sono nocive. Allora io immagino due momenti. Primo momento, il tentativo della dissoluzione concordata. E quale scenario migliore è quello del Parlamento europeo per tentare, lo ripeto ancora una volta, di lanciare una risoluzione che raccolga tutti gli euroscettici di tutti i paesi, al di là delle diverse posizioni politiche. Anch'io non sono d'accordo con la questione delle mense o altre cose di questo genere, ma qui dobbiamo fare una scelta concreta che riguarda il futuro dei nostri popoli e la possibilità di governare. Un secondo momento, se questa cosa non si realizza e non trova una spinta nel Parlamento europeo, è in cui noi dovremo fare delle elezioni politiche anticipate nazionali e là ci dovremo guardare in faccia, perché da un lato ci sarà chi continuerà a dire dobbiamo fare le riforme stando in questo sistema e ci dovrà spiegare come riuscirà a sopportare il Fiscal Compact, perché non ce lo dice nessuno ne parla, è un argomento missing nella politica italiana, si parla di tante cose, non si parla quasi mai del Fiscal Compact. E dall'altro lato ci saranno le persone che diranno no, bisogna uscire fuori da questa gabbia per cercare di impostare una politica economica. Lì, in quel contesto, in quella situazione, per quanto mi riguarda, per quello che saranno le nostre forze politiche, noi in quella campagna elettorale ci presenteremo il nostro programma, metteremo il testo di un decreto legge che rappresenta il modo in cui l'Italia deve uscire dall'euro, un decreto legge che abbia due misure: la misura dell'uscita dall'euro e quindi del ritorno alla valuta nazionale e la nazionalizzazione della Banca d'Italia, perché sono le due colonne su cui si costruisce questo futuro. Ringrazio molto Alemanno, ringrazio tutti i partecipanti al talk show. Adesso, visto che dobbiamo cambiare molte cose, cambiamo anche un po' le regole del talk show. Assisterete la prima volta al conduttore del talk show che abbandona prima della fine del medesimo. In attesa di uscire dall'euro, infatti devo scappare, me ne scuso, e esco io da questa sala. Lascio per la chiusura al professor Bagnai, che così può anche continuare a litigare, se vuole, con l'onorevole Fassina anche per tutta la sera. Vi ringrazio molto e buona serata. Allora, questo non funziona? Sì, oh, grazie regia, bravissimi. Grazie Mario, non volevo litigare con l'onorevole Fassina, constato con una certa amarezza che non so quante copie del libro ho venduto, perché l'editore ancora non me l'ha detto, un giorno me lo dirà. So quante copie ne sono state lette, 0, perché ogni volta si ripropongono gli stessi argomenti che facciamo dopo, eccetera, eccetera. Le ultime 100 pagine del libro parlano di cosa si fa dopo, parlano del perché tutta una serie di obiezioni che vengono fatte, quest'oggi anche dall'onorevole Fassina
a loro volta sono gestibili o logicamente incoerenti, però questo mi rende molto più facile il compito di scrivere il prossimo libro. Semplicemente staccherò dal precedente le ultime 100 pagine, così sarà un libro più corto, visto che molto di quello che c'era scritto, per esempio il fatto che sarebbero emersi conflitti fra Stati Uniti e Germania, e sono emersi, è valido, e poi spero che ci siano altre occasioni di confronto, partendo però dal presupposto che la gente muore, lo sappiamo, noi siamo già dei privilegiati per il semplice fatto di essere qui. Questa può sembrare una retorica un po' facile, un po' scontata, un po' da politico, ma visto che appunto i politici hanno voluto fare gli economisti, questo convegno si chiude con un economista che prova a fare il politico dicendo delle frasi che forse non vogliono dire niente, o forse sì, sta poi a noi decidere come interpretarle. È stata una bellissima giornata, ringrazio tutti e spero che si possa riproporre in un contesto ancora più ampio. Grazie.